Buonasera e ben ritrovati puntualissimi col nostro TG, ma voi diamo gli argomenti di oggi. Salvata la vita ad un uomo di 59 anni affetto da una gravissima patologia, un caso di buona sanità portato a termine grazie alla collaborazione fra gli ospedali dell'Annunziata di Cosenza, Mater Domini di Catanzaro e le Molinette di Torino. Il segretario regionale della CISL, Tonino Russo, boccia il decreto sanità approvato dalla Camera. La Calabria ha bisogno di medici e infermieri e non di commissari. Da 10 anni i lavoratori forestali aspettano il rinnovo del contratto. La CGIL chiede alla politica che la questione torni nell'agenda del governo. Il commissario del Partito Democratico, Graziano, annuncia l'arrivo in Calabria del vice segretario Orlando e mette fuori gioco Oliverio. La replica del governatore: siete alla ricerca di scoop. Scossa di magnitudo 3.8 nel Vibonese, gente in strada e tanta paura, ma per fortuna nessun danno. Chiusa la vicenda relativa alla convenzione per l'utilizzo dello stadio Marulla, adesso il Cosenza pensa al mercato. Il primo passo è il rinnovo del contratto ad alcuni calciatori in rosa. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di sanità, ma una storia che ci dà speranza. Spesso registriamo presunti casi di mala sanità, oggi invece vi raccontiamo un caso di buona sanità, protagonista un paziente della provincia di Vibo Valentia affetto da cirrosi epatica e da un tumore maligno, salvato grazie alla collaborazione fra gli ospedali di Cosenza, Catanzaro e quello delle Molinette di Torino. Sembrava un caso disperato. Ad ammetterlo gli stessi medici dell'Annunziata di Cosenza, il paziente non aveva alcuna possibilità, ed invece le parole sono del dottor Giovanni Vallone, direttore dell'unità operativa di ablazione percutanea ecoguidata. Il caso si è trasformato in una sfida vinta. Protagonista della storia un uomo della provincia di Vibo Valentia affetto da cirrosi epatica grave e tumore primitivo maligno del fegato, che è stato in via preliminare sottoposto a compenso della cirrosi e successivamente al trattamento con termoablazione percutanea ecoguidata mediante microonde di 4 tumori che sono stati completamente distrutti, procedura indispensabile per consentire il trapianto del fegato, trattamento che a distanza di un mese ha confermato dopo le verifiche la distruzione completa dei noduli epatici maligni e ha consentito al giovane paziente di essere inserito tramite il dottor Benedetto Caroleo del Policlinico Mater Domini di Catanzaro nella lista per il trapianto di fegato, eseguito poi nell'ospedale Molinette di Torino, trapianto che è stato effettuato nel gennaio scorso. Oggi il paziente sta bene ed ha ripreso le sue attività quotidiane. Per i sanitari, scrivono in una nota, è una vittoria doppia, poiché, spiegano, il trattamento con termoablazione ha consentito di riportare il paziente all'interno dei criteri di trapiantabilità secondo le linee guida mondiali. Inoltre il percorso di cura, che ha avuto esito positivo, ha permesso di sperimentare la collaborazione tra diversi specialisti nell'ambito di team multidisciplinare tra aziende in Calabria, sinergie che vanno valorizzate e ancor prima fatte conoscere, perché anche in Calabria c'è una sanità che lavora e resiste. E a proposito di una sanità che lavora, resiste e che funziona, aumentano le donazioni di organi nella nostra regione e quindi i trapianti. A Cosenza nei primi 5 mesi dell'anno si registrano 11 trapianti di rene contro i 5 dello stesso periodo del 2018, ma tutta la nefrologia compie passi in avanti grazie alla ricerca e allo scambio di conoscenze ed esperienze con le altre branche della medicina. La Calabria ha finalmente invertito la rotta in tema di donazione di organi e trapianti. Già i dati relativi al 2018 avevano fatto registrare un sensibile aumento di donazioni, grazie soprattutto ai numeri delle aziende ospedaliere di Cosenza e Catanzaro. Più donazioni significa più trapianti, 35 quelli di rene nel 2018 contro i 19 l'anno precedente nei due poli di Cosenza e Reggio. Il trend positivo sta continuando anche nel 2019. Nell'azienda ospedaliera di Cosenza nei primi 5 mesi sono stati 11 trapianti di rene contro i 5 del 2018. Pian piano la nostra regione si sta sfilando la maglia nera che ha indossato in una graduatoria che incide sulla qualità della sanità e che ha tenuto in lunghe liste di attesa pazienti idealizzati in cerca di una speranza. Le donazioni degli organi sono nettamente aumentate,
per cui noi stiamo procedendo con grande enfasi a trapiantare molti più malati. Se manteniamo questo trend si porrà la necessità di riprogrammare l'attività trapiantologica in Calabria, perché forse dovremmo espandere anche l'accoglienza per sempre questi nuovi trapiantati, per cui rivedere i posti che sono assegnati per il trapianto. E questo ovviamente ci rende orgogliosi, perché insomma è un primo step per evitare che molti pazienti iscritti in altre liste d'attesa possano subire il disagio del trasferirsi in altre sedi per poter avere un trapianto. Ma anche la nefrologia nel frattempo sta compiendo passi in avanti e il punto sulla situazione è stato fatto durante il 23° corso di aggiornamento svolto a Mendicino. Le novità riguardano la diagnostica e l'evoluzione delle patologie. Si è scoperto che un marcatore genetico può predire per esempio il rigetto acuto nel trapianto, e sono cose che possono essere alla portata di una struttura come la nostra, che fa anche attività genetica e che quindi lo screening pre-trapianto dei pazienti può metterli al riparo da eventi rigettuali. Oggi si è parlato anche di nefrologia traslazionale, per cui abbiamo visto come passando dalla ricerca di base al topo si può passare all'uomo, avendo una rappresentazione della malattia sempre più olistica. Un'altra buona notizia riguarda la struttura di ricerca associata all'unità operativa accolta dall'azienda ospedaliera 10 anni fa. Per il 6° anno consecutivo il gruppo di ricerca ha vinto il Travel Grant al Congresso Europeo di Nefrologia. E ancora per la buona sanità, un paziente con una grave emorragia del tratto gastrointestinale, al quale erano già state trasfuse 4 sacche di sangue, è stato trattato con successo dall'equipe di chirurgia dell'ospedale San Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, grazie anche all'utilizzo di un nuovo farmaco disponibile nel nosocomio. Lo rende noto l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che dice che i sanitari guidati da Manfredo Tedesco, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia, di concerto con i responsabili del centro trasfusionale, hanno utilizzato il farmaco che consiste nel fattore 7 plasmatico inattivo. Questo è il suo nome ed è un derivato del plasma che ha permesso appunto di interrompere la necessità di ulteriori trasfusioni e di stabilizzare il quadro clinico fino a rendere procrastinabile l'intervento stesso. Ancora per la sanità, il segretario regionale della CISL Tonino Russo boccia il decreto sanità approvato qualche giorno fa dalla Camera. La Calabria ha bisogno di medici e di infermieri e non di commissari, ha detto. Ripristinare i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria e ridurre il deficit della Calabria, queste le priorità del cosiddetto decreto Calabria, che ha incassato il parere favorevole della Camera e ora toccherà al Senato approvare il provvedimento per poi essere convertito in legge. Ma la CISL non è convinta e attraverso il segretario generale fa sapere che i livelli essenziali di assistenza in Calabria si recuperano assumendo medici e infermieri. Di questo la Calabria ha bisogno. Per questa ragione diciamo che il decreto Calabria sulla sanità che il governo Conte ha approvato ieri alla Camera non va bene. Ha modificato soprattutto la parte dell'articolo 11 dove praticamente lega il costo del personale a quanto speso nel 2018. È bene ricordare che la Calabria nel 2018, proprio per via del piano di rientro e quindi del blocco delle assunzioni, negli ultimi 10 anni ha perso oltre 4.000 addetti. Per cui diciamo che il fabbisogno necessario per poter innalzare i livelli essenziali dei servizi bisogna necessariamente recuperare risorse da investire. Per queste ragioni noi siamo convinti che al Senato si interviene positivamente puntando a investire non innalzando i compensi ai commissari ma innalzando il numero degli addetti, cioè medici e infermieri. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro perché 6.000 forestali calabresi da 10 anni attendono il rinnovo del contratto. A Catanzaro un vertice promosso dalla CGIL Area Vasta per fare il punto proprio su questa vertenza. Un settore, quello della forestazione, è stato sottolineato importante per la difesa del suolo e dell'ambiente.
Da 10 anni i forestali calabresi attendono il rinnovo del contratto di categoria. A Catanzaro l'assemblea organizzata dalla CGIL era vasta per fare il punto sulla vertenza dei circa 6.000 lavoratori calabresi. Quello della forestazione, è stato sottolineato, è un settore chiave per la difesa del suolo e dell'ambiente, elementi fondamentali per il futuro perché anche opportunità di lavoro. Si può individuare in questo settore una sorta di forestazione 2.0 con una gestione assieme alla protezione civile di un progetto per la manutenzione e la sicurezza del territorio che possa creare lavoro e che possa mettere in sicurezza il territorio. Ovviamente per fare questo bisogna rinnovare il settore, quindi attivare un grande processo di turnover e quindi di nuove assunzioni, e bisogna poi firmare un contratto di lavoro che questi lavoratori meritano e che aspettano da 10 anni. E bisogna recidere quell'idea che il patrimonio forestale sia un lavoro assistito in Calabria, perché per troppo tempo, soprattutto in altre regioni, si è dato l'idea che questo fosse un settore dove prevale solo l'assistenza. Invece abbiamo dimostrato e hanno dimostrato i lavoratori, anche nelle ultime emergenze territoriali da un punto di vista climatico, alluvioni o incendi, quanto è importante oggi la manutenzione del territorio e quanto sono importanti questi lavoratori. A 3 settimane dalla manifestazione unitaria che CGIL e Cisleguil terranno il 22 giugno a Reggio Calabria, Sposato ribadisce che l'obiettivo è quello di obbligare il governo a riportare il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica. Fare questa iniziativa ha un doppio valore. Da una parte è un messaggio che si dà al Sud che non è abbandonato e quindi l'attenzione che hanno i CGIL e Cisleguil nazionali diventa strategica anche per il rilancio del Sud nel nostro Paese, e si chiederanno con una piattaforma ben precisa degli investimenti da fare per il Mezzogiorno, quindi sbloccare i cantieri diventa fondamentale, rilanciare il porto di Giradaro diventa fondamentale, così come diventa fondamentale riconnettere il Sud con il resto del Paese. La politica adesso con il commissario del Partito Democratico Graziano che annuncia in Calabria l'arrivo del vice segretario Orlando e mette fuori gioco il governatore Oliverio che replica: siete alla ricerca di scoop. La tempistica è importante in ogni cosa della vita perché aiuta a capire bene i fatti. In politica poi è utile seguire il susseguirsi degli eventi perché raccontano e disvelano scenari imperscrutabili. Prendiamo la vicenda della ricandidatura di Oliverio alla presidenza della regione. Ebbene, il governatore, nel bel mezzo di un'iniziativa, approfitta della presenza dei media per lanciare un messaggio ad uso interno, partito, ed esterno, opinione pubblica, dal contenuto inequivocabile circa la scelta di essere in pole per la candidatura regionale, senza se e senza ma. Non a caso Oliverio ha disegnato uno scenario non necessariamente dominato dal PD, se è vero come è vero, che ha prefigurato una coalizione nuova, ammantata da civismo. Liste civiche, il PD avrà un suo percorso. L'annuncio ha retto per qualche ora, ha conquistato le prime pagine dei giornali e delle TV, salvo poi essere soppiantato da un altro annuncio, quello del commissario del partito, che nell'annunciare l'arrivo in Calabria del vice segretario nazionale Orlando, il prossimo 13 giugno, ha lasciato intendere chiaramente che il partito lavorerà per il rinnovamento. Per carità, nessun riferimento specifico alla notizia di Oliverio candidato, ma lo si evince dal tono del comunicato di Graziano che l'idillio tra il presidente in carica e il partito sia aggiunto ai titoli di coda. Torniamo al tempismo. Oliverio sapeva già della decisione del PD e quindi si è svincolato prefigurando nuovi scenari? Possibile, oppure è stato l'annuncio del governatore a spingere il partito a mettere le mani avanti per prendere le distanze. Certo, il tempismo è sospetto, anche se la sostanza non cambia. Oliverio da una parte e il PD dall'altra. Così sembra, poi si sa che in politica può accadere di tutto. Al momento però è questo il quadro della situazione. Adesso a Vibo Valentia per la proclamazione nel vecchio Palazzo di Giustizia del nuovo sindaco della città, Maria Limardo, che lunedì si insedierà invece a Palazzo Luigi Razza. Lavorerò senza stancarmi, le sue parole. Proclamo sindaco del comune di Vibo Valentia la signora Limardo Maria. Da questo momento, con la proclamazione ufficiale, Maria Limardo è il sindaco di Vibo Valentia, la prima donna ad assumere questo delicato incarico, e le sue prime dichiarazioni sono un concentrato di emozioni. Grande orgoglio, onore, emozione. Certamente queste sono le parole che contraddistinguono il mio stato d'animo in questo momento, soprattutto la parola onore.
anche perché davvero credo che essere il primo cittadino, potersi dedicare alla propria città sia il massimo che chi si occupa di politica possa realmente ambire. Il nuovo sindaco mostra idee chiare e la volontà di cominciare subito il lavoro che l'aspetta. Da lunedì mattina ci sarà l'insediamento. Da lunedì cominceremo effettivamente a lavorare, ci sono molte cose da fare. Io intento portare a termine tutti i miei obiettivi programmatici, certamente quelli dei primi 100 giorni, così come ho preannunciato in campagna elettorale, poi anche nel medio e lungo periodo. Stiamo già lavorando insieme ai partiti di riferimento e ai movimenti civici che mi hanno sostenuta per offrire alla città le migliori energie possibili, perché Vibo Valentia merita di compiere un passo più in alto. La cronaca con una notizia che arriva da Cosenza, dove il titolare di una ricevitoria di scommesse è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri con l'accusa di esercizio abusivo di giochi e scommesse. Militari nel corso di alcuni servizi di controllo di ricevitorie e sale gioco svolte appunto assieme agli ispettori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato hanno infatti individuato il locale, accertando che il gestore era sprovvisto di licenza per esercitare l'attività. Nel proseguo delle attività i carabinieri hanno passato a setaccio anche altre 2 sale gioco del centro cittadino. In particolare nella prima sono state trovate 4 slot machine non collegate alla rete dei Monopoli di Stato, così come previsto dalla normativa, mentre nella seconda sono stati trovati altri 3 apparati risultati privi delle previste modalità di allaccio. Al termine dei controlli gli apparati elettronici irregolari sono stati sequestrati e ai proprietari è stata elevata una sanzione di 10.000 euro per ogni congegno non collegato, per un totale complessivo di 70.000 euro. Adesso altre storie e altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. 18 indagati tra medici e infermieri per la morte del neonato avvenuta all'Annunziata di Cosenza il 22 maggio scorso. Si tratta di un atto dovuto. Il direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'ospedale di Cosenza difende l'operato dei medici chiarendo che non ci sarebbe colpa. Dopo la denuncia presentata dai familiari, la Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia che sarà effettuata presumibilmente lunedì prossimo. Avrebbe incendiato l'auto della vicina per problemi di parcheggio, ma è stato individuato e arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di incendio doloso aggravato da futili motivi. L'episodio risale al novembre del 2017. Le indagini della polizia coordinate dalla Procura di Reggio Calabria hanno così portato all'identificazione di un 23enne. Nascondevano dietro la presa elettrica hashish e denaro, coniugi arrestati a Corigliano Rossano. A scoprire il tutto l'infallibile fiuto del cane Bruce, e così i poliziotti del commissariato di Corigliano Rossano e del reparto prevenzione crimine hanno rinvenuto dietro la presa di corrente che era posizionata sotto il letto nella stanza dei figli della coppia la cassaforte con dentro 6 panetti di hashish, un caricatore di un'arma corta calibro 12 e circa 6.900 euro in banconote di piccolo taglio. In auto con 3 kg di hashish, arrestato dai carabinieri a Crossia nel Cosentino un 51enne. La droga, suddivisa in 30 panetti, era occultata nel vano motore sotto il sedile posteriore della vettura. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. I carabinieri hanno individuato a Casabona nel Crotonese un cucciolo di cane rinchiuso in un pollaio, malnutrito e infestato da parassiti. Denunciato il proprietario per maltrattamento di animali. È una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, quest'oggi si è verificata nel Vibonese, gente in strada e tanta paura. Per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose. Alle 11.14 la scossa più forte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la individua di magnitudo 3.6. Ancora una volta l'epicentro è individuato in una zona di confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nell'area di San Pietro di Carità, a 10 km di profondità. Si tratta della stessa zona che era stata interessata da un sisma di intensità superiore 3.8 nella notte dello scorso 27 maggio. Gli studiosi sostengono che la faglia del Mesima si stia muovendo.
Fatto sta che questa volta, forse considerata anche l'ora, anche se al momento non sono segnalati danni, la scossa è stata avvertita dalla popolazione in diversi centri, compreso Vibo Valentia. È qui che è scattato il piano di emergenza tra le tante scuole che erano in piena attività didattica. Le immagini fanno riferimento alla scuola Murmura e 30 Capilli, plesso scolastico che ospita scuola elementare e media. Il piano di emergenza ha funzionato perfettamente ed i ragazzi lo hanno vissuto in maniera serena e ben organizzata. Come potete vedere sono anche molto sereni, tranquilli, perché è una cosa che facciamo abitualmente qui presso il nostro istituto, per cui è una cosa che non li ha sorpresi più di tanto, ovviamente, a parte l'evento in sé per sé, che ovviamente ha il suo carattere di eccezionalità per il nostro territorio. In maniera ludica hanno appreso questa organizzazione e come vedete sono proprio sereni, non c'è una reazione di panico. Nel frattempo è scattata l'attività di avvertimento per i genitori che sono giunti per poter prelevare i propri figli. Voi genitori siete intervenuti perché avvisati dalla dirigente? Esatto, siamo intervenuti chiamati dalla dirigente della scuola e dai ragazzi. Il sistema di sicurezza ha funzionato e i ragazzi sono stati raccolti nella zona predisposta proprio in caso di terremoti. Intanto, a distanza di circa un quarto d'ora, sono state registrate altre scosse di minore intensità, sempre nella zona tra Dinami e San Pietro di Carità. Una prima scossa, d'altronde, era già stata registrata alle 6:43 con magnitudo 2.2. Ora ci spostiamo a Cosenza, dove è stato presentato il docufilm Debiti contro crediti, che affronta una questione decisamente allarmante per il nostro territorio. A Cosenza il complesso monumentale di San Domenico ha ospitato la proiezione del docufilm Debiti contro crediti, nato con l'intento di aprire una riflessione sulle complesse tematiche dell'insolvenza in un linguaggio accessibile a tutti. Una volta mia sorella mi ha detto: io ti do questi soldi, ma dopo tu me li devi restituire. Io l'ho capito dopo che lei mi ha fatto un discorso approfonditissimo. È semplicemente affrontare, mettersi dalla parte delle curiosità dei bambini e insieme con loro, con uno sguardo il più possibile aperto alle curiosità e anche alle risultanze finali, fare questo percorso insieme. In realtà è il percorso di cercare di capire, che è l'obiettivo del documentario. La scelta di mettere a confronto le curiosità dei bambini e degli adolescenti con invece la consapevolezza tecnica, il sapere dei professori universitari, dei giudici, dei tecnici delle crisi d'impresa, dell'insolvenza, si è dimostrata una scelta in qualche modo vincente, perché è riuscita nell'obiettivo di divulgare questi tecnicismi giuridici presso un pubblico il più possibile vasto, e farne più una questione sociale di senso civico generale piuttosto che un ulteriore approfondimento tecnico. Il docufilm ha offerto l'occasione ad alcuni dei maggiori esperti di crisi d'impresa di confrontarsi sul significato di debito e credito, sulla funzione del giudice e su come debito e credito rappresentino la dimensione che costruisce il modello di società. Questa nuova normativa poco applicata dovrebbe essere di grande sollievo per i debitori, nel senso che consente a chi non riesce più a far fronte ai debiti e si trova oberato nella sua situazione debitoria, di dire ai creditori in genere: io sono questo, ho queste possibilità, vi do tutto il mio patrimonio, ma lasciatemi in pace, liberatemi dal peso dei debiti. È una cosa un po' rivoluzionaria, quindi anche i privati, non solo quelli che falliscono, possono in un certo senso liberarsi da questa morsa del debito e non lasciare neanche questi debiti eventualmente ai loro eredi. Chiusura allo sport, iniziamo dal calcio, perché si è chiusa la vicenda relativa alla convenzione per l'utilizzo dello stadio San Vito Marulla. Adesso il Cosenza pensa al mercato. Il primo passo è quello del rinnovo del contratto ad alcuni calciatori in rosa. Un anno fa di questi tempi il Cosenza era nel bel mezzo della corsa playoff, esattamente tra la gara di andata con la San Benedettese vinta per 2-1 e il successo per 2-0 nella partita di ritorno a Riviera delle Palme. La città stava vivendo il sogno che portò alla festa di Pescara.
12 mesi dopo, si vive sulla scia di quell'impresa e grazie al campionato ben giocato del rossoblù di Braglia si progetta il futuro al riparo dagli innumerevoli colpi di scena in atto nella coda velenosa della Serie B. Il primo atto della nuova stagione è stata la conquista del San Vito Gigi Marulla. La nuova convenzione firmata dall'amministrazione comunale e la società rossoblù chiarisce tutti gli aspetti relativi all'utilizzo della struttura. Al Cosenza, che mai si era rifiutato, toccherà corrispondere un canone da 50.000 euro per usufruire di un impianto messo nelle condizioni di superare il vaglio della commissione di vigilanza. Il terreno di gioco, più croce che delizia nella scorsa stagione, verrà ulteriormente migliorato per evitare rinvio o addirittura sconfitte a tavolino. Risolta la questione stadio, la palla passa a Stefano Trinchera, che avrà il compito di rimodulare il Cosenza. I rinnovi dei punti fermi dell'organico, la sostituzione di alcuni elementi in partenza sono le operazioni sull'agenda del direttore, che nella prossima settimana sarà in città con il tecnico Piero Braglia per continuare il lavoro fatto nelle sessioni di mercato precedenti. Il Cosenza 2019-2020 partirà da una buona base, ma sarà necessario trovare nuovi talenti per proseguire il cammino in una Serie B sempre più competitiva. E invece si chiuderà domani la 17ª edizione del meeting di nuoto Città di Cosenza, che nonostante il tempo incerto fa registrare un grande successo di atleti, oltre 900 provenienti da tutta Italia. Nonostante il tempo incerto, si è ufficialmente aperta nella piscina olimpionica di Cosenza la 17ª edizione del meeting di nuoto Città di Cosenza, la kermesse sportiva organizzata dalla Cosenza Nuoto in collaborazione con la FIN Calabria. Oltre 900 gli atleti che fino a domenica si sfideranno fra una bracciata e l'altra nell'impianto sportivo di Campagnano. La pioggia che in queste ore ha interessato la nostra regione non ha fermato la macchina organizzativa, che anzi sta lavorando alacremente per garantire ad atleti, tecnici e società partecipanti, oltre agli spettatori in tribuna, il regolare svolgimento della manifestazione, che quest'anno si svolge nel ricordo del presidente Giancarlo Manna, prematuramente scomparso, che ha lasciato un segno indelebile nello sport della nostra regione. È un meeting ormai che è una realtà della nostra Calabria e ancora di più direi anche del Meridione. Era un obiettivo che ci siamo prefissati 17 anni fa, quando è nato, che era quello di valorizzare i nostri ragazzi sul territorio. Purtroppo noi come Calabria eravamo un pochettino distanti dalle sedi centrali e già anche 17 anni fa fare nuoto a un certo livello era molto difficile. Invece devo dire che in questi ultimi anni abbiamo avuto uno sviluppo veramente enorme, abbiamo conquistato con i nostri ragazzi diversi titoli italiani in diverse discipline. Questa è la bellezza della nostra Calabria e del nostro movimento, che non ci fermiamo solamente a un discorso del nuoto, ma abbiamo delle eccellenze anche per quanto riguarda il salvamento, per quanto riguarda la pallanuoto, per quanto riguarda il nuoto di fondo. Questo vuol dire che le società continuano a lavorare bene e investono moltissimo su questo. Ahimè, l'unico problema che noi abbiamo è quello dell'impiantistica, ma credo che è un problema comunque comune a tutti quanti. Dobbiamo ringraziare comunque la società come quella del Cosenza Nuoto, che investe molto per quanto riguarda la preparazione dei propri ragazzi e mette a disposizione gli impianti per quanto riguarda gli eventi federali. In vasca si sono cimentati anche atleti con disabilità, perché lo sport va oltre ogni barriera, un modo per sensibilizzare tutti, per far sentire i ragazzi e le ragazze uguali anche nelle competizioni sportive. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Entra nel vivo la fase instabile che accompagnerà i primi giorni del mese di giugno. Come preannunciato nei precedenti appuntamenti, la goccia fredda affonda sul Mediterraneo centrale, apportando un nuovo calo delle temperature e del maltempo tra la notte e il mattino di sabato sui settori tirrenici e durante le ore centrali della giornata nelle aree interne montuose. Domani sereno poco nuvoloso al mattino, da metà mattinata assisteremo ad un aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme su tutte le aree interne montuose, dove saranno possibili manifestazioni di rovescio temporali fino al pomeriggio. In serata attenuazione dei fenomeni con schiarite sempre più ampie. Temperatura stazionaria. Domani al mattino venti deboli, direzione variabile, tendenti a disporsi da occidente nel pomeriggio, con mare poco mosso. Sullo Ionio venti calmi o deboli, direzione variabile al mattino, con mare calmo o quasi calmo. Tendenti a spirare sempre debolmente da sud nel corso del pomeriggio, con mare poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend.